Va bene così. 3, 2, Detto tremologo, 3, 2, 1, via. bravo, grazie. Siamo qui con Dante Brancaleoni, un carissimo amico, ma insomma lo ricordiamo ai soci che ci ascoltano, insomma Dante è stato un pezzo da 90 di Ice Veneto, lo è ancora in realtà, una storia lunghissima di docente, sei stato delegato di Ice Rovigo per tanti anni, 18 anni. coordinatore didattico, insomma Coordinatore quindi didattico. non esattamente l'ultimo dei soci di Ice Veneto, insomma lo troviamo oggi qui No, con noi. che secondo me anche l'ultimo è un valore dell'AIS, quindi importante, e grazie a voi che avete saputo come dire, riprendere e continuare questa stupenda esperienza, questa forma come posso dire, di un'esistenza nell'AIS. Sono 29 anni, quasi Accidenti, 30, quasi 30. lo ricordiamo ai tanti nuovi soci Quasi 30. in direttura di ritiro del diploma, insomma 29 anni non sono bruscolini. Quante Quindi. soddisfazioni, quante magagne, ma le soddisfazioni soprattutto sono quelle che sono, direi, irripetibili. Quindi Dante vale sempre la pena. Secondo me sì, è una scelta di vita che ci deve, io l'ho fatta per tanti anni e quindi posso garantire al giovane che si avvicina alla scuola dell'AIS di frequentarla con impegno, con passione, perché troverà comunque delle spalle robuste per mantenerli nella loro formazione e nel loro percorso didattico. Mi fa grande piacere averti qui perché sai che a giugno io chiudo il mio mandato, insomma Ice Veneto ricomincerà con un nuovo slancio, insomma tu hai visto tanti cambi di mandato, voglio dire. Sì, è un momento particolare dove occorre essere, come dire, anche belli tosti, tenere il punto, o sbaglio? Bene, esserci, partecipare, comunque portare a votare, indipendentemente che ci sia un'unità nelle scelte della gestione poi regionale e quant'altro, però la presenza dei soci in questo contesto direi che è importante ed è assolutamente necessaria, non solo importante. Io e te siamo amici da non so quanto tempo. Tantissimo tempo. Abbiamo fatto i corsi, condiviso gioie, dolori, sudore, di tutto di più, vero? Gioie e dolori, ricordiamoci solo le gioie, esatto, che sono sicuramente le più importanti. E sono anche quelle più stimolanti, quelle che ci aiutano a ricominciare, o sbaglio? Ti ricordi che io e te abbiamo militato assieme con un paio di presidenti, da Edi Furlan al grande Dino Marchi, e poi chi c'era anche con Flavio Sonanzo, tu c'eri, c'eri in parte anche con Flavio Sonanzo, con Graziano Simonella, quindi praticamente abbiamo visto la storia dell'Associazione Italiana Sommelier passare attraverso di noi, attraverso la nostra conoscenza, attraverso i nostri... Però il tuo è un colpo basso perché mi fai sentire un po' più vecchio del solito stasera. Beh, tu mica diventa vecchio solo mia, quindi... No, non è vero. Battutacce a parte. È che diciamo che sei un giovane che è riuscito bene. Un ex giovane. Beh, insomma, ormai dai, posso parlare di anzianità, là c'è perché ne parli io, ma tu ancora sei... Questo signore, ricordiamocelo, ha ancora tanto da dare perché ancora oggi cavalca la scena dei nostri corsi, insomma, e ci pregiamo di averti sempre disponibili a quello che avrai bisogno. Te l'ho detto anche Dante, prima. Brindiamo alla continuità allora e ai nuovi progetti. Alla nostra. Guarda, cantemescoli il bicchiere perché sennò dopo te ne tocca richiamarti. Cici.